Presidente Jacob, si può rinascere dalle macerie, il Friuli ne è testimone. Si può rinascere dalle macerie, si può rinascere veramente dal grande disastro qual è stato il terremoto. Il Friuli l'ha dimostrato credo attingendo alle risorse più profonde di un popolo, di una popolazione che, nonostante il fatto sia stata provata dai lutti e dai disastri che il terremoto ha portato con sé, ha saputo trovare la forza e la speranza per immaginare ancora un futuro, cominciare mattone su mattone a ricostruire e a ricostruirsi anche come comunità, come popolo, come identità culturale, immaginando anche un progetto di sviluppo. La popolazione ha fatto il suo, le istituzioni non sono state da meno. È credo proprio grazie allo spirito che le popolazioni hanno dimostrato, c'è stato questo grande slancio nazionale ed internazionale, una solidarietà direi mai vista, una solidarietà che ha portato innanzitutto il governo e poi il Parlamento a compiere un gesto unico, è stato un decentramento alla regione e alle istituzioni locali pieno di responsabilità, di poteri, di competenze e di opportunità. E 40 anni dopo un Presidente della Repubblica ci sta riconoscendo tutto questo. 40 anni dopo il Presidente della Repubblica riconosce questo, noi lo ringraziamo perché lo riconosce a nome dell'intera comunità nazionale e questa nostra ricostruzione oggi, che possiamo dire compiuta, può dirsi compiuta, rappresenta un esempio che è citato sia a livello nazionale che a livello mondiale. È una ricostruzione certo dei muri, certo delle strutture, certo delle opportunità, ma è soprattutto una ricostruzione che dentro di sé ha lo slancio e la forza di un risultato etico e morale importante. In questo senso quindi credo sia il riconoscimento che oggi il Presidente Mattarella vuole riservare al nostro Friuli. Ne è la prova più evidente.